Allora, buongiorno, grazie a Spazio Città che è diventato un calendario fisso nel mio vivere l'anno, perché abbiamo dei punti in cui ci incontriamo e sempre abbiamo cose belle da vedere, come recentemente a Celle Macra e ancora in altri siti. Dunque, sono anche grato a Spazio perché mi fa rivivere una cosa che ho fatto qualche anno fa, quando ho pubblicato per Studi Piemontesi questo volume, che oggi Studi Piemontesi offre a 15 euro, il costo sarebbe di 27, ma mi hanno detto per la lezione sarebbe, se qualcuno è interessato, a 15 euro, in cui ho analizzato un tema che a me sembrava bello da scoprire. Io non sono arrivato immediatamente a trovarlo questo tema, ma sono nato da un'altra storia comunque ancora vicino a Dante, perché quando mi occupavo della leggenda di Griselda, che secondo gli studi più attuali nella versione autografa di Boccaccio non ha nessun riferimento con Saluzzo, ma nel codice di Berlino è un San Luce, come fosse una città toscana, un toponimo, ce ne sono parecchi, il santo più un... Bene, questo toponimo sia stato nel tempo letto dai copisti Saluces, e di qui Saluzzo, e avanti la storia si è legata alla nostra terra. E mi sono sempre chiesto, anche sentendo un po' i miei maestri, Gasco Irazza, Segre, perché questo scambio fra San Luce e Saluzzo. E un po' meditando, un po' pensando, la proposta è ma che non ci fosse dietro una storia, comunque di quelle tramandate, per cui la città di Saluzzo è legata a delle marchese, a una storia di donne di marchesato, per cui poi è facile inventare qualcos'altro se c'è una radice. E in questo senso sono andato a cercarne le carte, e le carte mi hanno dato in parte ragione e in parte ovviamente la fantasia ci deve aiutare, perché non tutto ovviamente il Medioevo è conservato. Questo che vedete è la copertina dell'edizione spagnola del libro, perché è piaciuto, nel senso che per la prima volta si è fatta una rassegna di come nel nord Italia, in particolare nel Piemonte, alcuni luoghi si siano aperti, e vedremo quali, al canto di questi trovatori. E intanto diciamo che quella dei trovatori che vengono non è un fatto casuale, è una vera e propria migrazione culturale. Oggi parliamo tanti di migranti. Ecco, i trovatori sono i primi migranti. È gente che veniva senza conoscere la nostra lingua, senza conoscere i nostri luoghi, e veniva in cerca di mangiare. Non sono venuti grandi trovatori, il mondo trovatorico è nato dalla grande nobiltà, nel senso che erano i signori, figli dei signori, che potevano permettersi di cantare, suonare, gesticolare con queste nuove sintonie. Non sono loro che si sono mossi, al contrario, sono venuti poveri, sono venuti quelli che magari oggi sono sulle barche, sono venuti quelli che in cambio di pane e vino stavano alla corte dei marchesi, e in tutti i modi cercavano, come farà il nostro Rambaldo de Vaqueiras a Monferrato, cercando di diventare amici di questi signori, perché diventare amico voleva dire il diritto di cittadinanza, poter vivere 5, 10 anni, passare l'inverno, avere il cibo caldo, una coperta, avere le patate del vino, cioè stare in un mondo che altrimenti non avrebbero mai raggiunto. Certamente non è solo la lingua che portavano, perché nessuno li avrebbe capiti, avevano la musica. Infatti sentiremo, e ho voluto mettere, purtroppo nel libro non è stato possibile, ma nel nostro incontro anche dei brani musicali, perché non possiamo parlare di queste canzoni solo con i testi, ma dietro c'è una musica che parla, un po' come oggi le canzoni straniere. Adesso molti giovani sanno l'inglese, il francese, per cui, ma molti altri ai miei tempi sentivano i Beatles e a loro piaceva la musica più che le parole, perché comunque i ritmi danno delle emozioni. Ecco, quindi questi venivano con un linguaggio incomprensibile per la buona parte della gente, come ha detto bene, spesso andavano in zone che di occitano conoscevano nulla, quindi dovevano farsi capire altrimenti. Un modo era il gesto, l'altro modo era proprio la musica che accompagnava. Quindi all'inizio molti di loro sono giullari, anzi i grandi trovatori hanno dato spesso a questi giovani in cerca di speranze i loro testi.
e questi hanno portato i loro testi in Italia, facendo vivere fuori Italia una cultura che aveva niente di italiano. Erano persone però intelligenti e quindi capivano che arrivando in un paese nuovo non potevano riportare quella che era stata la loro tradizione, ma dovevano cambiare, dovevano dire qualcosa. Dunque, ovvio ricordare che, e soprattutto dall'Aquitania e dalle regioni limitrofe, che vengono i primi trovatori e arrivano molto presto in Italia e soprattutto in Piemonte, perché ovviamente è la prima zona che devono attraversare. Cosa portano? Essenzialmente i loro temi narrativi sono due. Uno è quello della galanteria, del nuovo modo di percepire l'amore, che è un dato importante da capire. Nel Medioevo il matrimonio, quello che questa gente seguiva, era soprattutto un accordo fra famiglie, non c'era sentimento, c'erano promesse fra bambini e adulti, fra coetanei, vedove, risposate, poi sentiremo alcune storie curiose anche per il nostro territorio. Quindi l'amore era da cercare altrove e i trovatori erano i primi coraggiosi a raccontare questo, per cui c'era il matrimonio e poi c'era l'amore, che doveva essere cortese, gentile, di solito verso donne già impegnate o sposate, e questo sentimento molte volte non arrivava a nulla, ma era un modo per vivere, alcune volte invece arrivava in porto, ma loro lo cantavano come modo per dichiarare come la realtà fosse diversa da come appariva e come in fondo anche i sentimenti abbiano dentro delle storie. Noi ci occuperemo di questo ambito. Poi c'era l'altro argomento dei trovatori, che era quello politico. Di questo non ci occuperemo perché richiede un altro discorso che è estraneo a quello che è la mia ricerca. Ecco, ho già detto che i trovatori, che qui vediamo in alcune miniature, perché ovviamente che non hanno nulla di personale ma sono indicative del tipo, arrivavano con i loro cavalli, con i loro... quando saranno fatti canzonieri, cioè le raccolte delle loro composizioni, saranno anche inventate delle immagini per dire come potevano essere questi personaggi. Il primo importante appuntamento per l'Italia è questo studio di Vincenzo de Bartolomeis che nell'edizione delle poesie provenzali storiche, che è il primo saggio già datato perché il 1931, precisava come delle 2600 raccolte di tipo storico, circa 400 avessero questioni riguardanti l'Italia, quindi un bel numero su 2400. Come è noto, già nelle prime generazioni dei trovatori troviamo riferimenti a località italiane conosciute o per fama o per esperienza diretta. In particolare, e qui sono sempre loro che arrivano, ecco, guardo solo perché non vorrei aver messo male no, è giusto così. Allora, in particolare, alcune regioni del nostro paese, piemontesi, ligure, lombarde, toscane e venete, vennero a poco toccate da questa nuova arte. Lo studio del De Bartolomeis indicava come luoghi di scelta della venuta le terre del Monferrato, le terre del Vasto, con i Saluzzo e i Busca. Non citava la presenza in questo contesto della ricca e potente famiglia dei conti di Savoia, che invece avrà delle donne cantate in modo particolare da questi poeti. Fuori della regione Piemonte c'erano gli Obertenghi e i Malaspina, che apriranno le loro porte ed accoglieranno questo mondo. Il vanto delle donne è la novità assoluta che portano i trovatori in Italia. Perché? Perché la corte era il luogo privilegiato in quel tempo della presenza della dama che era l'anello di congiunzione delle diverse dinastie, perché erano nobili che sposavano altri nobili e quindi intrecciavano le famiglie europee. E sono proprio loro, sono le dame ad accogliere questi personaggi nei vari castelli. Nel mondo dei trovatori la dama era divenuta il luogo simbolico del desiderio, che spesso tramutava anche in una lettura politica, perché la domina diventava l'alter ego del dominus.
una lettura che era insieme sociologica ed erotica. Ma i trovatori portano qualcosa d'altro, oltre a questa presenza della dama. Portano spesso nelle corti in cui sono occupati un dato in più, perché indicano i luoghi e i nomi delle dame. E questa è una cosa che rompe la tradizione trovadorica del segnal, per cui della donna in realtà non si deve conoscere tutto. Chi conosce e chi scrive, chi ascolta deve immaginare. Ecco, loro mettono i nomi: Beatrice di Monferrato, Agnesina di Saluzzo. I nomi, la donna e un luogo, il potere della famiglia e lei, ed è la prima volta. In Piemonte, dicevamo, e questo qui a Saluzzo abbiamo questa immagine di questo personaggio che richiama da lontano, siamo già 1400 qua, ma il mondo dei trovatori. Comunque in Piemonte, dicevamo, era la corte dei Monferrato ad essere la più importante, perché era cresciuta, a differenza di tutte le altre, grazie a un calcolo di alleanze matrimoniali. I signori del Monferrato, infatti, riuscirono a inserirsi nelle vicende del regno di Gerusalemme e in quelle dell'impero bizantino. Guglielmo III del Monferrato fu uno dei capi della terza crociata del 1147, ebbe 4 figli maschi e tutti morirono in Oriente. Il primo, Monferrato. Ecco, l'interesse per il Monferrato ancora oggi, quanti giovani giocano non ai provenzali ma a Assassin's Creed, che è un gioco proprio che riporta le conquiste di Gerusalemme, il tempo di questi eroi che incantavano del mondo medievale, ma vedete sono ancora molto visti oggi perché è un mondo che per certi aspetti affascina. Dicevamo di questa alternanza fra Gerusalemme e l'Oriente proprio di Monferrato, e arriviamo al primo figlio di questo Guglielmo, che si chiamava anche lui Guglielmo Lunga Spada, che era cantato dai trovatori, come vediamo in questa composizione, che sposa Sibilla di Angiò, che è regina di Gerusalemme, quindi un ruolo decisamente notevole. Il secondo figlio, ecco Gerusalemme e tutte le sue storie abbinate, era Corrado, marchese di Monferrato, che sposa Isabella di Angiò, che è l'erede del regno crociato. E qui una miniatura del loro matrimonio. Torneremo su questa figura. Arriviamo a Ranieri, l'ultimo figlio, che sposa Maria Comnena, che è figlia dell'imperatore di Bisanzio. Una triste vicenda, qui li vedete quando li uccidono, ma era per dire come questa famiglia di Monferrato sia, a differenza di tutte, una famiglia extraeuropea, che riesce tramite questi bei matrimoni a conoscere un mondo e a farsi. L'altro figlio che non ho citato si chiama Bonifacio. Non l'ho citato perché in realtà non muore in Oriente, non muore nella zona di Gerusalemme, ma muore combattendo contro i bulgari. Ma è quello più importante per noi, perché è quello a cui si avvale e si incentra tutta la leggenda e la storia dei trovatori provenzali. Dunque, il primo richiamo duecentesco ancora a un testo che è misogeno ma di aria veneta, che cita una del Monferrato, una dama del Monferrato, si intitola Proverbia quidicuntur supra natura feminarum, che è un elenco che indica gli exempla delle più subdole arti femminili, rappresentando le donne celebri, che partendo da Eva per finire proprio con una marchesa del Monferrato, mettendo insieme Pulzelle, Maritate, pure monache, tutte donne che in qualche modo hanno invaghito vari amanti o giovani per portare avanti le loro trame non propriamente cortesi. Bene, il brano che riguarda una marchesa del Monferrato è questo. Ancora un altro fatto io mi sono ricordato dell'alta marchesana che fo de Monferrato. Zugava lo marì spesor con falso dado, conclude 7,5 le corne gli ha plantato. Gianfranco Contini, quando ha pubblicato questo testo che attribuiva a un anonimo veneto,
proponeva una datazione intorno al 1152-1160 e, richiamando le difficoltà interpretative, dava alcuni suggerimenti. Il primo: il contesto pare riferirsi alla moglie del marchese e non alle figlie, perché ovviamente dice l'alta marchesana che fo de Monferrato giocava il marito con un dado falso, con più di 7-5 le corna gli ha piantato. Soprattutto gli studiosi del Monferrato sono andati a cercare chi sia questa donna e come sia possibile collegarla, e gli studi più recenti ne hanno scelte alcune, che sono però tutti mogli dello stesso marchese Corrado, quello che abbiamo detto prima. Poteva essere, ne ha avute parecchie, una figlia del re inglese Enrico II, la sorella di Isacco II, imperatore di Oriente, o Isabella, quella che abbiamo detto prima, la erede del legittimo regno di Gerusalemme. La ipotesi più accreditata è che si possa proprio riferire a quest'ultima. Questa fanciulla, questa Isabella, ebbe infatti una vita matrimoniale piuttosto complicata. Venne fatta sposare 4 volte, una prima volta annullata nel 1190 con la dichiarazione che la giovane era minorenne al momento delle nozze e quindi non poteva sposarsi. Una seconda volta con Corrado, una terza volta con Enrico di Champagne, che qui vedete, che ha una strana anche storia, perché, come racconta un anonimo, anzi non è proprio anonimo, un arabo, al-Din al-Isfami, un arabo che viveva a Gerusalemme quando è avvenuto questo fatto, ha lasciato una spiegazione dicendo: Enrico di Champagne sposò la moglie del marchese Corrado la notte stessa, sostenendo di avere il maggior diritto alla mano della moglie del morto. Lei era incinta, ma questo non impedì di unirsi a lei, il che è ancora più disgustoso del congiungimento della carne. Chiese a uno dei loro cortigiani a chi sarebbe stata attribuita la paternità ed egli disse: sarà il figlio della regina. Voi vedete la licenziosità di questi orribili infedeli. Il fatto particolare è che questo matrimonio avviene solo 8 giorni dopo l'assassinio di Corrado, quindi proprio un lutto molto molto accorciato, diremmo oggi. E poi ancora si sposa viene fatta sposare con Amalrico di Lusignano, e così, con una vita così tormentata e discussa e presentata in questo modo, voi capite che non era forse difficile trovare un input per usare questa figura a monito contro le donne, ricordando la sua figura, nonostante fosse la regina di Gerusalemme. Un'altra citazione di una dama di Monferrato, cambiamo decisamente pagina. Questa volta dobbiamo andare alla quinta giornata del Decameron. Ecco, questo è lo stemma dell'ultimo marito del Lusignano, l'ultimo marito di questa povera Isabella. Cambiamo decisamente, andiamo al Decameron, quinta giornata, un'altra novella marchesa di Monferrato. Vedete come queste figure di donne vengano fuori. Questa volta invece è una storia di diverso genere. Il titolo che dà, queste sono tutte immagini dell'inizio, il titolo che dà Boccaccio: la marchesana di Monferrato, con un convito di galline e alquante leggiadre parolette, reprime il folle amore del re di Francia. Allora, cosa racconta il Boccaccio di questa marchesa? Ci parla del marito, che è un uomo di alto valore, gonfaloniere della Chiesa, passato alle crociate, e così famoso che la sua fama arriva alle orecchie di Filippo il Borgno, il bello sarebbe, il quale pensava anche di partecipare a una crociata e venne interessato da questo essere sotto le stelle una coppia quasi unica. Sente di questo amore fra i due e
oltre che il marchese era famoso, viene a sentire dalle novelle che la donna era sopra tutte le altre bellissima e valorosa. Ovviamente senza averla mai vista, è una specie di amor d'alone, una passione folle, comincia a avere questa idea di amarla e arriva a Genova e studia con che motivo potesse andare a trovare la marchesa, avvisandosi che, non essendovi il marchese, gli potesse venire fatto di mettere a effetto il suo disio. Se non c'è il marchese, lui spera di poter ottenere qualche attenzione. E questa è una delle tante miniature che raccontano la storia. Dunque, la marchesa invita a pranzo il re, che è molto colpito dalle sue gesta, dalle sue maniere, è ricevuto dagli onori che la donna presenta, che trova ancora più bella di cosa gli avesse raccontato e se ne infiamma al massimo possibile. Poi si siedono a pranzo e il re però comincia a meravigliarsi quantunque le vivande diverse fossero, niuna cosa sembrava essere altro che di galline. Allora il re dice: aspetta a me che provo a dire qualcosa di provocatorio, e chiede alla dama come è possibile che in questo paese, cioè in Monferrato, nascono solamente tutte galline e che non ci sia mai nessun gallo. Allora la dama dice: Monsignore, no, le femmine in qualunque vestito e onore varino una dall'altra, sono fatte così come da tutte le parti. Allora il re qui si capisce l'antifona, diremmo noi, e finito il pranzo ringraziò dell'onore e partì finalmente per Genova. Dunque, 2 episodi letterari da lezioni diametralmente opposte, una condanna della dama e una lode della dama, sono i termini in cui dobbiamo collocare la presenza della fama delle marchesi piemontesi, in questo caso di Monferrato, perché appunto è di lì che secondo me si può trovare il canale per arrivare alla nostra storia. Il primo la prima di cui dobbiamo parlare è Beatrice di Monferrato, sorella del marchese Bonifacio, un grande protettore dei provenzali e primo fra tutti proprio di Rambau de Vaqueiras. È a lui che dobbiamo le prime citazioni della dama. Ecco qua. Rambaut era originario di Vaqueiras, presso Vaucluse, o di una zona dove fanno un vino stupendo. Scorrendo la sua vita, per cui valgono come sempre tutte le riserve che hanno indicato gli editori sulla effettiva attendibilità, ma noi lo leggiamo come contesto della sua presentazione, diciamo, culturale. Leggiamo come fosse stato dapprima un semplice giullare e poi abbia iniziato a poetare presso i signori di Les Baux, principi di Orange, e infine si è arrivato a Montferrat da quel Messier le Marchese Bonifaci, este en sa cor long temps, va lì e sta. Come ci dice questo testo, enamoret-se de la seror del Marchese, qui avia nom Madonna Beatrice, che fu moglière d'Henrique del Carret, e trobet degli eis bonas cansos. Secondo gli studiosi, Raimbaldo potrebbe effettivamente aver incontrato questa Beatrice, la sorella del marchese, a corte. La dama a quel tempo era già vedova e da 10 anni di Enrico del Carretto, era una vedova giovane. Rambaut compose per lei un piccolo canzoniere, come Petrarca per Laura, certamente dove però il nome della dama compare in alcuni punti. E
diciamo di preferenza nell'ultima tornada. Quando finisce la composizione c'è un'ultima strofa in cui lui ci parla di questa Beatrice, ma parla, vedrete, con molta deferenza. Cominciamo con un brano. Donna Beatrice di Monferrato si distingue in quanto tutte le sue azioni la precedono e adornano di lodi il mio canto, e mi elevo grazie a sa bella semblanza, al suo aspetto, che è un aspetto fisico ma anche un aspetto mentale. Con semblanza è quello che sembra, che appare, che si può percepire, quindi con gli occhi ma anche con l'udito e nell'insieme della persona. Questa è la prima. Ecco, questa seconda, ne ho saltata una, no? Allora, ecco un'altra, ecco alla nona tornata di un'altra composizione, sempre Donna Beatrice piena di pregio, e bella e piacente. E vi riconosco un pregio, un prezzo che supera donne e cavalieri e tutti quelli che vi accompagnano. Assì come appare a tutti, sapete ben dire e ben fare, i migliori più onorare, e se io dic ben de vos, e se io parlo bene di voi, o tanti con me. Cioè è opinione corrente, che lei sia ricca di bellezza, piacere e pregio, che sono alcune delle virtù che facevano uniche le dame. Questa era quella di prima, credo, vero? Perché sono andato indietro. Ecco qua. Ancora questo vencut, che è un segnale che è discusso, di un riferimento particolare che non è stato ancora identificato. Nel nostro linguaggio mi è più dolce che altro parlare e lodare Madonna Beatrice, e ci sono proprio abituato. E ancora, in una, sebbene la mia donna è amore, si tot madon et amors, Madonna Beatrice, il vostro pregio superiore salvi Dio e conservi, come voglio e chiedo, e chi non lo vuole sia disfatto e morto, come colui a cui non piace gioia, divertimento o allegria. Un'altra ancora ho guerreggiato con amore, ci presenta qui una novità, perché entra un'altra figura. Beatrice non è certamente l'unica dama che questo poeta canta, perché c'è questo personaggio, Bel Cavaliers, che in realtà dovrebbe rappresentare invece la sua donna amata, la cui identificazione è rimasta in discussione fino all'ultima ipotesi di Valeria Bertolucci Pistorusso. Volevo metterla perché Bernard divide proprio bene i due campi. Un conto è Madonna Beatrice, che è la donna stupenda, sorella del marchese. Un conto è la sua dama. Lui distingue in modo netto la donna da lodare perché è un sogno, e la donna invece da amare come uomo. E qui vedete che dice bel cavaliere, il vostro amore mi fa guerra, e chiedo pietà e umiltà, che io come voi mi avete, che io riesca così come voi mi avete conquistato. E nella riga sotto cambia il tono e dice: Madonna Beatrice, le migliori sono invidiose del vostro pregio e della vostra beltà, che ingentilisce voi e il Signore di Monferrato. Quindi c'è proprio un diverso amore, un amore cortese molto, molto mariegato nell'esperienza di questo trovatore. E poi ancora litigi e
né litigi né rappacificazione mi piacciono. È bella questa l'ho scelta perché mette in evidenza proprio il rapporto fra le due, fra Beatrice e Belcavaliere. Dice: Madonna Beatrice, il vostro ricco pregio è tale che non si può, lodandola, dire, non si può tutto dire lodandovi, è talmente grande che non riesco a dire tutto per voi, ma endrec d'amor, nelle questioni di amore, nel diritto di amore, vi dico che il mio nobile bel cavaliere ha più pregio, ed è vero, così è a tutto il mio piacere. Quindi onestamente alla fine c'è questa rivalsa, questa diversa declinazione. E finiamo con 2, dove di nuovo vedete una cosa che a me piaceva far rivelare nella mia raccolta, perché proprio c'è questa ambivalenza. Nel primo, bel cavaliere, dunque salvezza e pietà, indulgenza e pietà è il mio amore, e la superna fede che vi porto vi dovrebbe valere merito di amore, che altra gioia io non spero. Di nuovo vedete endrec d'amor, lì è unica. Sotto, Madonna Beatrice, il vostro gentile aspetto, la grande bellezza e il fine pregio che è in voi fa gentile il mio canto salire su tutte le altre, perché viene indorato, viene abbellito dal vostro ricco vero pregio. Quindi proprio in lui c'è una duplicità di attenzione. Ma dal mestiere di giullare, perché abbiamo detto che questa gente che arriva, anche lui non è nato ricco né nobile, era giullare, questo con i Lebeau, con i signori di Lebeau, e facendo questo giullare aveva preso questo gusto della poesia popolare profana, della canzone popolare profana, da cui Rimbaud non si distacca mai, e è segno di questo una canzone molto particolare, il Calend di Maggio. È una delle canzoni più conosciute del mondo provenzale medievale, molte volte ripresa anche in tempi moderni da vari gruppi occitani, persino Branduardi ha fatto una sua versione recentemente di Calendamaia. Non tutti i codici però riportano una strofa che noi andremo a vedere. Vi faccio solo sentire un pezzo per richiamare scusate, ogni tanto vado, no, non scende più, non mi scende il pezzo, forse faccio andare avanti di qua così, non scende più la... Ma se faccio così con questo riesco? Ecco qua, perfetto, vado avanti con...
Ecco, questa era la traduzione di questo canto popolare, che è un canto proprio di omaggio all'amore, quindi alla natura che riparte, ai nuovi piaceri che l'amore e la stagione possono portare, e nella vittoria contro i gelosi che sono sempre dietro l'albero e aspettano la caduta o l'arrivo dell'amante per... Dicevo, non tutti i codici portano, e soprattutto non tutte le edizioni di musica, portano questo brano finale di Calenda Maya, che è proprio dedicato a Beatrice. E di nuovo è un grande segno, perché anche in questo canto, che è totalmente diverso dalle composizioni più particolari, più legate alla vita del marchese, del marchesato, alle guerre, alle battaglie, questa che è una festa popolare, ecco, anche all'interno del canone popolare Rimbaud porta il suo ricordo di questa persona, e così gentilmente fiorisce, splendendo dappertutto, donna Beatrice, e cresce vostra valenza, il vostro valore. Per me la credenza garnita di pregio il vostro essere, e di bei detti senza errore, e di fatti gentili tenete il seme. Scienza, conoscenza avete, e valenza, sempre valore, e vestite con tanta benevolenza, senza nessuna contesa. Quindi anche in questo canto, che è poi una festa popolare, lui torna a dire che questo personaggio di Beatrice è un personaggio che ha comunque dei pregi al di fuori di tutte le altre donne, perché è un continuo salire di complimenti. Ecco, questo era il brano tradotto di quello che abbiamo ricordato prima. Negli ultimi anni di permanenza alla corte di Monferrato, perché Rimbaud seguirà Bonifacio probabilmente in Bulgaria, dove Bonifacio prenderà la morte, e probabilmente anche lui, perché dopo non se ne sa più nulla di questo trovatore, nel 1201, Rimbaud scrive un altro testo molto importante, il Carrosse. Il Carrosse, che è il Carroccio, che è un poema di 141 versi, è un testo di riferimento perché è l'apertura di un genere poetico nuovo, dalla suggestiva fortuna, in quanto è un primo brano lirico in provenzale in cui troviamo sì l'omaggio alle dame nobili, ma sono dame che sono pronte a fare una guerra, sono le dame che combattono. E il testo, che anche questo è piuttosto celebre, è Truan mala guerra. Perfida, crudele guerra, vogliono iniziare le dame di questa terra, imitando i villani, in pianura o in montagna, vogliono costruire le città con le torri. Quindi inizia una storia in cui inscena una battaglia della Lega, intesa a quel tempo come Lega Comunale, delle donne tutte italiane e tutte contro Beatrice di Monferrato, la migliore di tutte. E questo è il motivo per cui tutte la odiano, perché lei deve cedere in qualche modo un po' di bellezza, un po' di cortesia, un po' di pregio o di gioventù. Un testo ironico e parodico al tempo stesso. Beatrice, che sarà invece la gran vittoriosa di questa lotta fintamente sanguinolenta, perché è una lotta di cortesia, entra in scena tardi, ma la sua presenza... Questa è una delle cose che fanno adesso in Monferrato per ricordare questo Carrosse. Ecco, quando inizia il racconto di questa battaglia fra donne, il poeta dice: troppo cresce l'onore di colei che seppellisce il pregio delle altre e il suo tiene caro, lei che è il fiore di tutte le migliori. E poi racconta come le dame vecchie, i comuni
Italia settentrionale, si sono ribellate contro di lei perché è troppo bella, è troppo giovane, è troppo brava. È un'immagine ovviamente del fratello e della casa di Monferrato. La città si riunisce e fanno muri e fossati. Le donne senza invito arrivano da ogni parte, tanto a loro dà fastidio il pregio, la gioventù e la bellezza. Così decidono la guerra, e questa guerra viene spiegata come viene combattuta, quindi tutte le fasi della battaglia, e credo, dice l'autore, che la figlia del marchese, la nostra Beatrice, avrà molte giostre, avrà molti combattimenti. Lei ha conquistato con la pace tutti i beni e tutte le virtù cortese, e poiché è prode e valorosa e gentile, non sarà più in pace come suo padre, che è tornato a colpire di lancia e di freccia. Cominciano le scaramucce, come in tutte le battaglie, la gente si spaventa, ma ecco che subito Donna Beatrice sale a cavallo e si va a vestirsi di valore. Non vuole usbergo, non vuole farsetto, non vuole, ma va a colpire, e quella con cui si affronta subito deve morire. È sempre talmente bella che chiunque si opponga a lei alla fine deve cedere le armi. Il suo ingresso è responsabile ovviamente dell'esito della battaglia, perché dice: il vostro gentile cuore, perché voi possedete il pregio e la gioventù che annienta tutta la prodezza degli altri. Quindi c'è un'immagine di donna che combatte, ma combatte non con le armi, o perlomeno con le armi della donna giovane, saggia, e che si presenta in tutte le forme gentili e cortese. Questo testo rinvia da una parte alla forma del sirventese, sulla base del quale viene costituita questa plaisanterie, questo tipo, che è un testo amoroso anomalo, ma è un sirventese al femminile. Da una parte sembra di ricordare i temi di Bertrand de Born, la malaguerra, il fouet, la fume, la polvereira, l'assedio con mura e fossati, quindi molta parte della terminologia guerresca, ma in realtà è qui una guerra d'amore. L'idea da cosa gli è venuta? Probabilmente c'è una spiegazione a cui arriveremo per dire dove è arrivata questa idea qua. Lo stesso Rimbaud Giullare, torniamo un po' prima che facesse questa composizione, aveva composto intorno al 1188, quando era dai signori di Les Baux, proprio quando era giovane, un altro testo, il so che più m'aggensa, il suono che più mi attrae. Ma forse lo riusciamo a vedere perché è stato recentemente meglio di quello, ecco. Sono io che non riesco così. Eccolo qua, vediamo se riusciamo a farlo partire. Questo era quando era giovane, fa un altro testo, molto vicino al Carrosse, ma il suono che più mi interessa di Monrabeil, vi dirò come comincia un ricco torneo che fu fatto in Provenza. Lo fermiamo solo perché ci sono ancora un po' di cose, se si vuole fermare. Ecco qua. Allora è un gioco, questa volta sono dei cavalieri che si affrontano, lui è molto molto giovane quando scrive questo
questo testo, e racconta nel suo testo come il Don del Baus, che sarebbe il principe di Les Baux, abbia invitato al suo castello vari signori, Raymond Absalansa, Renoir, Guilhelm, Locons, Cunfoy Belcaire e tanti altri, per un obiettivo a sfondo politico guerresco. Gli uomini si divertono giocando con i loro desideri sessuali, facendo correre dei cavalli che rappresentano delle dame, e gli uomini fanno delle osservazioni e il torneo è tutto giocato su un modo equivoco di interpretare la presenza femminile e il potere del cavaliere. E quindi in questa parte abbiamo l'altro Rimbaud, quello che inizialmente vedeva la presenza del divertimento in cui la donna era oggetto in questa fase, e quindi poteva essere cantata sotto altre forme totalmente distanti e diverse da quelle che abbiamo visto nel canto poi della nostra Beatrice. Ma questo suo modo di immaginare i tornei in cui uomini o donne si scontravano fintamente per raccontare questioni di amore sarà venuto in mente a lui? In realtà in Francia Juan Doisy è, intorno agli stessi anni, un troviero francese, castellano di Cambrai e signore di Crèvecoeur, aveva composto un famoso Tournoiement de Dames. Qui vedete, in questo caso, sono delle dame nobili che arrivano dalle terre del nord e centro Francia, che decidono di torneare fra di loro imitando i più eccellenti cavalieri. Perché vanno a combattere, fanno questo combattimento che è rimasto famoso nella letteratura francese? Per criticare il disimpegno di Filippo Augusto dell'aristocrazia del nord della Francia. Quindi un movimento di donne che protestano, inventando un torneo per far capire agli uomini che in caso di non osservanza di certe norme, di certe leggi, la loro voce va fatta sentire. Sembra quasi una cosa che capita oggi in altri paesi, quando la donna non può dire, però vuol farsi sentire. Ecco, loro erano più fortunate perché non correvano rischi, ma qui vedete ci sono tutti i nomi, la Comtesse de Crespy, la Dame de Cossé, tutte le dame importanti di Francia che vanno a dichiarare che questo mancato intervento del sovrano non è da accettare dagli uomini. E c'è un bel pezzo, se riusciamo a sentirlo, perché è molto... Dedans son yaum m'écriour. Eccolo qua, proprio questo pezzo qua. Questo è il brano, lo incidono ancora oggi perché è una grande festa popolare in Francia. È il primo combattimento di dame nobili per un fine diverso da quello. Le tournoi m'emplairit, la comtesse de Crespy et madame de Cossy. Si vogliono le donne in certi momenti, niente da fare. E qui dobbiamo lasciarlo perché...
Ecco, questo era questo importante contributo francese di un troviero che è amico del nostro Rimbaud, ci fa capire come in realtà queste espressioni siano parte di una cultura diffusa, di cui stiamo raccogliendo, grazie alle ricerche di tante persone fuori e dentro l'Italia, le fila, per cui un po' per la volta i legami si vanno anche schiarendo sui rapporti importanti fra questi due mondi dei trovieri e dei trovatori. Certamente quello che è importante per noi è che Rimbaud impone nel Carrosse, nel suo grande visione, una variante assoluta, la dama anonima, nel mondo provenzale, non in quello francese, che vedete non aveva problema a mettere il nome del luogo della dama, nel mondo provenzale diventa una dama della realtà storica. Ma a questo punto dobbiamo arrivare a noi e dire, abbiamo parlato sempre di Monferrato e Saluzzo. Bene, per il Saluzzo dobbiamo però partire ancora dalla corte di Monferrato, perché è una dama di Monferrato che entra a far parte della storia di Saluzzo, in quanto Adelaide, sorella di Bonifacio I di Monferrato, diventa la moglie di Manfredi II, marchese di Saluzzo, ed è l'unica della famiglia ad essere citata nelle Vidas. Di questa dama abbiamo poche citazioni, ma il suo ruolo resta abbastanza evidente. Adelaide è nata prima del 1162, ha sposato nel 1182 il marchese di Saluzzo ed è morta verso il 1233. Una risonanza di questo passo breve è costituito dai suoi rapporti con un altro trovatore che si chiamava Peyre Vidal. Peyre Vidal, un versificatore sciolto molto abile, era capace, dicono i commentatori oggi, a creare un diverso modo di poetare, umanamente attendibile, ma è un modello letterario. Il suo volersi mostrare vanaglorioso e ammazzasette, vanesio e ciarliero, fanfaron e loquace, è un modo per attirarsi le simpatie. Sarebbe un grande intrattenitore, Peyre Vidal, forse vivo oggi. E cosa dice questo Peyre Vidal? Ne dice della marchesa, ma tutto diverso del suo rapporto rispetto a Bonifacio. E Adelaide vi ho talmente cercata che uno e l'altro ci riteniamo noiosi. Vedete che il genere è decisamente cambiato nel rapporto personale. E in un'altra lirica, già gran tempo sono stato, il testo dice: Dio salvi l'onorato marchese e la sua bella sorella, che col suo leale amore ha saputo conquistarmi e più gentilmente ancora trattenermi. La terminologia che utilizza Enoyos, Leial, Jean Conquereur, Retener rientra nel quadro della lirica cortese e sottolinea la frequenza e l'intensità del rapporto. Alcuni commentatori hanno poi ancora individuato la sua presenza in alcuni altri testi di Vidal dove non è citato in modo chiaro, ma secondo i vari editori che hanno pubblicato ci sono state fatte delle ipotesi. Ad esempio, Simos Fraires Aubes, se mio fratello sapesse chi mi detiene in servizio, non lo tratterrebbero catene dal venire a vederla e troverebbe certamente un dolce frutto di un onorato seme e una corte di un valente signore con un avvinente arciere come dio dell'amore. Allora in questa frase voi capite, sembra che il poeta si riferisca alla corte dei Saluzzo, ma a dei personaggi che dolce frutto di onorato seme e soprattutto avvincente arciere. Ma ancora la corte dei Saluzzo
diventa in quel preciso istante probabilmente una corte di amore, perché Adelaide, che è nata e vissuta in Monferrato, ha preso le manie, le arie del Monferrato che aprivano rispetto alla chiusura della cultura dei Saluzzo verso un altro mondo. Educata insieme a Bonifacio, cresciuta ai riti della cortesia, la dama venuta marchesa di Saluzzo voleva probabilmente riportare anche da noi qualcosa del suo mondo e quindi aprire le porte del castello a questa realtà. D'altronde già tornando a Rimbaud di Vaqueiras, nel suo Carros citava delle dame di Saluzzo e ne cita due in particolare, una che chiama Agnès e una che chiama Maria la Sarda. Maria la Sarda è la moglie del figlio di Adelaide e Agnès è sua figlia. Quindi tutti personaggi che vivono insieme al castello di Saluzzo e che sono dipendenti culturalmente dall'ambito delle terre del Monferrato. È come una diramazione del Monferrato intorno a questa dama che cresce, che fa vivere. Maria, detta Maria la Sarda, figlia di Comita, che era giudice in Sardegna, era la moglie di Bonifacio, primo figlio di Manfredi II, mentre Agnese, abbiamo detto, era la sorella. Ancora, nella vita di Peyre Vidal, che come tutte le vidas è di solito priva di buona parte di fondamento, non troviamo nessun modo di capire un legame con questa famosa Adelaide di Saluzzo, perché racconta che di Tolosa, pellicciaio, che cantava bene di tutti, meglio di tutti, e che pregava todas las bonas donas que él veía e todas le ingannava. Pregava tutte le buone donne che vedeva e tutte lo ingannavano. E a volte portava destrieri, armi e anche titoli imperiali. E lui credeva di essere dei migliori cavalieri del mondo e il più amato da tutte. Però in una razò, in un testo che è cresciuto intorno a questo personaggio, un testo di commento fatto dopo da altri, c'è però una frase che torna a mettere in campo la marchesa, la contessa di Saluzzo, perché nel testo di questa razò, in cui l'autore sembra aver conosciuto direttamente o comunque da vicino il poeta, questo anonimo scrive: Madonna Adelaide, contessa di Saluzzo, tenne Peyre Vidal por entendedor. Allora, una brevissima nota, perché i provenzali cortesi avevano questa regola. Ci sono con entendedor altri 3 gradini in amore. Oggi valgono un po', ma non sempre. 4 scalini ci sono in amore. Il primo è fegnedor, l'innamorato timido che non apre mai bocca. Magari qualcuno di voi l'ha conosciuto, uno che è innamorato ma non apre bocca, fegnedor. Sale un po', preiador. Un tempo c'erano quelli che si inginocchiavano e supplicavano. Sono quelli che si mettono davanti come a una immagine santa in ginocchio e pregano che si verifichi il miracolo. Terzo grado, e questo è quella della marchesa di Saluzzo, entendedor, vale a dire quello che viene ricambiato. Sarà ricambiato con uno sguardo, sarà ricambiato con un sorriso, con un gesto, ma è ricambiato, quindi la sua vittoria ce l'ha. L'ultimo livello sarebbe quello del premio finale, Druz, cioè il raggiungimento proprio di quello che l'ha mosso. Che è quello certamente più ambito, ma il trovatore chissà cosa rischia, probabilmente non mette in giro la voce di essere arrivato proprio a questo Oscar dei sentimenti femminili della famiglia di Saluzzo, ma si ferma a un livello accettabile, l'ha tenuto per tanti anni come entendedor. Però questo genera per i Saluzzo una brutta fama, per le dame dei Saluzzo.
È incredibile come basti una battuta e poi ci rimangano male, ma non loro, quelli che seguono. Parliamo di Agnesina di Saluzzo, sorella del marchese Manfredi III e nipote di quell'Agnese citata nel Carrosse, chiamata a rappresentare la famiglia. C'è un poeta che si chiama Albertet de Sisteron, Sisteron è qui vicino, è proprio il nostro Sisteron, e il testo di Albertet si avvicina un po' al Carrosse perché anche lui fa un elenco di dame all'interno di un discorso non più bellico ma ironico, perché lui dice: io non voglio più innamorarmi perché sono uno peggio dell'altra, e allora fa l'elenco delle dame di cui è bene non innamorarsi. E di Agnesina dice, ecco, il testo dice: in amore ho trovato tanti dei cattivi signori, tanti lunghi desideri e tanti malvasi usi, che io sarò adesso lontano dalle donne, sarò selvaggio con le donne, perché non le voglio, e che non capiterà più che io canti mai di loro, perché non voglio più sentirne parlare. E di Agnesina, tra tante che dice, questa è peggio che l'altra, dice: di Saluzzo non voglio che Agnesina mi consideri suo intendedor. Quindi non voglio più che mi consideri quella lì, che mi trattenga nemmeno morto. Ed è un mondo per citarla, quindi dare il suo rapporto con questo personaggio, ma anche dire basta parei, mi viene in sentila. E questo è un'accusa, è un diverbio che viene dato dal precedente autore, ma che torna, tanto che andiamo avanti. Un altro, Aymeric di Belenois, questo addirittura è mai venuto a Saluzzo, è un chierico. Cosa poteva saperne lui? Ce lo chiediamo, ma erano esercizi letterari oltre che esperienze, quindi raccontavano un po' quello che volevano. Anche lui risponde di Saluzzo la bella Agnesina faccia protesta al suo intendedor, al suo amico. Cioè nemmeno più non voglio vederla, ma faccia addirittura protesti questa Agnesina di Saluzzo col suo amico. Quindi proprio si stanno staccando da questa lode sperticata della dama, anzi provocano, no, che la dama in qualche modo intervenga. Certo è vero, stiamo per finire, che i testi cambiano. I testi cambiano, abbiamo una sola composizione ancora, che ci dice come tutti stiano cambiando. Aymeric de Pégulian ha scritto «Li fol, il put e li filol», che lui è un tolosano, figlio di mercante, scrive quando è alla corte di Malaspina. Scrive in un periodo particolare. A Saluzzo in quel tempo è diventato da poco marchese il figlio Manfredi III, il giovanissimo, il figlio di Agnese, il marchese citato prima, ma che è piccolo. E cosa sta capitando? Che con la morte dei grandi mecenati, dei trovatori, è morto Bonifacio I, è morto Azzo d'Este, è morto Guglielmo Malaspina, tutti questi trovatori giovani per fame, sono andati a cercare altre corti e sono piombati a Revello. Sono piombati a Pinerolo e stanno riempiendo le corti, ma sono talmente malvagi, talmente poco musicali, che invece di portare la poesia portano i cattivi costumi. E allora cosa dice Aymeric? Fracassi e rumori so che faranno fra loro litigando nella taverna. Quindi non sono più i grandi poeti che vengono a Saluzzo, non sono quelli i trovatori veri. I trovatori veri siamo noi che siamo rimasti fedeli in pochi ai nostri signori passati, ai Malaspina. Certamente questo è un piccolo saggio di queste figure che comunque sono passati qua. Cioè queste poesie hanno dietro una fase storica vera. Il castello di Saluzzo è stato attraversato da queste figure di marchese e di trovatori. Noi abbiamo dei piccoli frammenti, e lì li troverete anche per chi vorrà, per la corte di Savoia, per i marchesi di Busca, cioè per le alte terre che compongono questo universo, dove questa gente veniva per cercare da mangiare. Sapevano cantare, sapevano bene, e trovavano delle dame da ascoltare.
E io credo che la bellezza del fin amor sia anche andare a raccogliere questi piccoli frammenti che ci fanno capire come siamo sempre stati un universo, un'Europa di emozioni, ognuno con una storia particolare, ma se mettiamo insieme i pezzi, un po' per volta abbiamo la storia della nostra gente. Vi ringrazio per avermi ascoltato, se volete. Mi spiace aver dovuto tagliare perché c'erano altri brani, perché in realtà a me quando faccio queste cose piace sempre avere una voce che accompagni, ma siccome sono scordato non sono riuscito a fare in tempo, altrimenti è bello leggere queste cose. Purtroppo non abbiamo i testi, ovviamente, a parte quelli famosi, sono rari i testi di questi autori che toccano i Saluzzo in particolare, quindi bisogna un po' aiutarsi con gli altri, ma è sempre bello unire perché, come torno a dire, questa gente conquistava col suono, con la voce e con i gesti, però le porte si aprivano. Grazie. Grazie mille Marco, come sempre molto, molto interessante. Se ci sono delle domande. Ho capito nella prima serie di testi che ha presentato per i studi artisti dell'Infernato, si parlava solamente di un bel cavaliere, un bel cavaliere. Sì. Allora, no, grazie, no. Bel cavaliere è proprio il segnale e il modo con cui lui nasconde la sua donna. Mentre per Beatrice dice chiaramente chi è, perché lui vuole fare l'omaggio a questa dama, vuole tenere nascosto chi è la persona a cui ha dato il cuore. Allora, mettendo il nome Bel Cavaliere è chiaro che depista tutti, perché infatti le ricerche, dicevo, che sono arrivate a questa mia professoressa che era Valeria Pizzorusso, e sono proprio andate nel fatto di chi poteva nascondersi dietro questo nome qua. E certamente è una donna amata, come ho detto prima, probabilmente una donna sposata, e il poeta non voleva minimamente, oggi diremo almeno sotto tortura, dire chi fosse, ma lei lo sapeva e bastava certe volte, ad esempio l'offerta di un nastro, quando c'erano i tornei, la dama dava un colore alla lancia del cavaliere e quando il cavaliere parlava poi di lei chiamava la donna Bel Cavaliere, era un modo per nasconderla e poter continuare nell'intimità per quanto possibile, o nella sua mente anche solo, questo desiderio. Non era... Ecco, diciamo che a quel tempo la cosa era... non era come potrebbe essere facilmente interpretato oggi, no, assolutamente no. D'altronde lei ha visto le dame, sono tutti cavalieri che combattono, sono tutti vestiti da cavalieri e il poeta dice però non si vestono con le armature da uomo, sono donne che combattono, quindi loro rivalutano la loro femminilità, loro dicono sempre sono donne combattenti ma sono donne. In quel caso proprio la formula è fatta proprio appositamente per nascondere sotto questa immagine però certamente un essere femminile, perché quel tempo era il modo proprio per tutelarla del tutto, magari dando adito chissà un po' a chissà quali supposizioni, quando la gente sentiva avrà pensato a chi si rivolgesse conoscendo il personaggio, ma poteva anche essere una donna lontana, poteva essere una donna dei suoi paesi oppure qualcuno che viveva nella corte ma che non poteva essere citata, altrimenti avrebbe rischiato di più. In fondo dire che Bella la sorella del marchese, più pericoloso il secondo, più pericoloso quello che diceva che era intendedor perché lì dipendeva un po' dal momento e in certe corti non sarebbe stato permesso. Saluzzo è sempre stata una città aperta di vedute e quindi questa cosa non ha toccato più di tanto, ma in certi ambiti probabilmente avrebbe corso qualche rischio, diciamo così. Però è vero, non so se, perché ho cercato di esprimerlo anche nel libro, è bella proprio l'alternanza fra le frasi che dice alla dama cui deve onore, no? E a quella che lui vuole, quindi la Beatrice e il bel cavaliere sarebbe la bella cavaliera, intendiamoci. E quindi, perché una ha tutto, ma l'altra ha il diritto d'amore, e quello è...
No, comunque c'è una storia ancora da scrivere di questi personaggi qua e molte cose appunto si possono fare mettendo insieme proprio la storia, perché ognuno di noi pensa di essere unico, in realtà questo combattimento che sembrava unico in realtà c'è anche in Francia, c'è gente che studia anche per la Spagna, voglio dire, probabilmente ci sono dei canali comuni che col tempo e col pensiero di un'Europa che collabori anche nella ricerca scientifica, molti fili potranno essere intrecciati su questi personaggi del tempo, perché sono veramente delle questioni curiose. Non è negli stessi anni, gli stessi argomenti, cambiando ovviamente musiche, cambiando nomi, però la tematica è identica e quindi dei punti di raccordo ci sono, ci devono essere, e la bellezza di queste corti d'amore era proprio quella che voi pensate in tempi duri di guerre, di fame, di lotte continue, avere questa gente che sentiva cantare queste musiche doveva essere veramente raggiungere un momento di grande pace anche nel castello e al di fuori. Alcune composizioni sono veramente per interni, Calendamaia per le piazze. Ecco perché cantare Calendamaia in piazza e citare la Marchesa voleva dire che era veramente stimata. Cantare la Marchesa in un club privato facile, ma andare su una piazza a cantare, ed ecco perché non tutti l'hanno capita e non tutti i codici riportano questa strofa finale. È un'aggiunta, è usata in alcuni casi, però c'è e quindi bisogna dirlo.